abbiamo niente da dire, arrivederci. Sono rinchiusi nel loro enorme dolore i familiari di Marco Turrin, che si sarebbero già scusati con i parenti della vittima. I vicini di casa della residence Manzoni in centro a Vico d'Arzere sono increduli. Per tutti Turrin era un uomo sì riservato e tranquillo, anche se 15 anni fa, sempre a causa di una pistola, si ferì mentre era in auto con la fidanzata. Una famiglia tranquilla, mai abbiamo avuto segnalazioni con i servizi sociali nostri e nessuno si aspettava un fatto di genere. Io stesso sono sconvolto quando, e da ieri sera, insomma, lo sapete benissimo, quando sono stato informato che questa notte ho dormito non molto, perché sono cose che su una comunità non dovrebbero, non su una comunità, nel mondo non dovrebbero succedere. Marco Turrin, guardia giurata, era andato a vivere a Padova per un periodo, poi era tornato dai suoi, che abitano a Vico d'Arzere da una trentina d'anni. Il sindaco e parlamentare Zordan si sofferma sul fatto che quello che è successo è nato da una persona autorizzata per lavoro a girare con un'arma addosso e soggetta a periodici controlli di salute. Credo che non ci siano spiegazioni, che uno può domandarsi di tutto, ma arrivare al nocciolo e capire perché si fa questo, io credo che sia impossibile per tutti. Anche i più grandi luminari che studiano il cervello. È difficile, perché dipende dall'attimo, dall'occasione. Certo, lo dico con il cuore, uno ci rimane male.